Il problema grande è che la partecipazione lo pensiamo come un imperativo categorico, partecipa come qualcosa di angosciante, mentre invece io ho sperimentato che la partecipazione nasce da una gratitudine, nasce da ho ricevuto tanto e voglio dare tanto, sono stato tanto amato che non posso fare a meno di ridare tutto quello che ho ricevuto. Da lì scaturisce la partecipazione. Troppe volte la raccontiamo come un impegno, come un imperativo, partecipa come un obbligo, non è così. Allora dobbiamo fare memoria a tutto quello che abbiamo ricevuto, perché automaticamente, se riusciamo a fare memoria di questo, poi viene spontaneo, perché poi alla fine il senso del cristiano è dare la vita, e partecipare è dare la vita anche in ambito politico. È stata una soddisfazione ricevere questo premio. Lì un premio però va diviso con tutti i collaboratori, in principal modo con Maria Elena, che è un po' il braccio destro da 24 anni. Questo è E anche la squadra di tutti i ragazzi che hanno cominciato a collaborare con noi adesso. Per noi di Adistese è un piacere aver ricevuto questo premio dedicato a Toniolo. Da anni, dal 2009, ci impegniamo a dare ai giovani, anche senza particolari talenti ma con la passione per le cose da fare, la possibilità di salire su un palcoscenico per mettere in scena i nostri musical. Dal 2009 ad oggi abbiamo 9 spettacoli a cartellone e da qualche anno abbiamo un ramo della nostra associazione dedicata ai più piccoli, quindi ai ragazzi e alle ragazze fino ai 13 anni, a cui facciamo delle attività propedeutiche al musical, volte appunto da dare in scena con uno spettacolo interamente fatto da loro. I nostri prossimi appuntamenti sono il 16 novembre all'Auditorium Toniolo di Conegliano con Speriamo che sia femmina, un musical inedito scritto da noi, mentre per il 2025, l'11 gennaio, saremo al Teatro da Ponte con il nostro nuovo musical A Piedi Scalzi. Come Istituto Beato Toniolo sono molto lieti di questa serata, che è la 9ª edizione del Premio Giuseppe Toniolo. Il tema di fondo, la costruzione dal basso del bene comune, e abbiamo oggi incontrato storie, volti, esperienze di questo nostro territorio ma anche di livello nazionale, che hanno portato ancora una volta Pieve di Soligo al centro dell'attenzione e ci hanno ricordato e messo in evidenza come la vicenda del Beato Toniolo oggi voglia dire esperienze profonde, motivate, di attenzione, di costruzione, di realizzazione del bene comune, bene di tutti e di ciascuno. In questo senso oggi è stata una serata che ha visto il convergere di tantissime persone per dire ancora una volta che attorno alla figura del Toniolo c'è la volontà di costruire un'idea più grande di bene comune. Da sempre l'amministrazione comunale di Pieve di Soligo sostiene l'Istituto Beato Toniolo e il premio Giuseppe Toniolo, e anche quest'anno ha voluto partecipare attivamente con il premio della sezione giovani. Ormai sono 9 anni che collaboriamo per l'edizione del premio Beato Toniolo e lo facciamo davvero volentieri, perché la collaborazione con l'associazione Beato Toniolo rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità. E sia il nostro istituto, che quest'anno tra l'altro festeggia i 130 anni dalla sua fondazione, nata nel 1894 con la fondazione della Cassa Rurale Artigiana di Montaner, pur essendo cresciuta negli anni, mantiene comunque il valore del territorio e crede nella collaborazione e nella cooperazione con le istituzioni che poi sono presenti nel territorio. E proprio grazie anche alla collaborazione con l'Istituto Beato Toniolo possiamo portare avanti la valorizzazione di quelli che sono gli aspetti culturali, artistici e anche spirituali del territorio, oltre noi come istituto anche a portare avanti un sistema finanziario che appunto crede in quello che è la valorizzazione della comunità. E niente, siamo orgogliosi di questa collaborazione e vogliamo continuare a portarla avanti anche per il futuro.